e quindi essendo stato ispirato da Dio, è un libro che, così come è stato scritto, è passato attraverso i secoli più nessuno l'ha toccato. Questa è la prima cosa dalla quale ci dobbiamo assolutamente liberare, e questo non c'entra con le traduzioni, questo c'entra con il modo in cui quell'insieme di libri si è venuto formando. Dico subito, poi spiego perché, ma dico subito le cose come secondo me stanno, lo sanno tutti che stanno così. Dei libri dell'Antico Testamento noi non sappiamo chi li ha scritti, quando li ha scritti, come li ha scritti, come erano vocalizzati all'inizio, però sappiamo che sono stati ispirati da Dio. Questo è un passaggio che io non mi sentirei mai di fare, e invece i sapienti lo fanno. Adesso vediamo. Il discorso qual è? Che l'Antico Testamento è un insieme di codici che sono stati scritti nei secoli, sono stati scritti, riscritti, rimaneggiati, interpolati, cancellati, emendati, scomparsi, ufficialmente ritrovati, in realtà riscritti. Direi forse uno dei libri più manomessi che esistano nella storia dell'umanità. E quindi questo non c'entra, ripeto, con le traduzioni. Questa cosa qui è talmente evidente, era talmente evidente che tra il VI e il IX secolo d.C. diverse scuole di teologi ebrei hanno sentito il bisogno di cercare di mettere un punto fermo, cioè di dire definiamolo questo codice e da questo momento in avanti non lo tocchiamo più. Erano varie le scuole, quella che ha, diciamo, vinto, per semplificare, è la scuola di Tiberiade, cioè dei cosiddetti masoreti, cioè custodi della Masorà, cioè di una tradizione. Dico di una perché le tradizioni sono tante, per cui quando qualcuno mi dice ah ma questo è vero perché è secondo tradizione, io dico siccome è secondo una tradizione è il primo motivo per cominciare a dubitare, proprio perché è secondo una tradizione, e quindi vuol dire che quella tradizione ci ha lavorato e l'ha elaborato in funzione sua. Allora i masoreti hanno fatto un lavoro che era fondamentale, che era quello di provare a definire in via definitiva il significato di quei codici, e definire il significato significa metterci dentro le vocali, perché le vocali nella lingua semitiche non esistono, esistono i suoni vocalici, non esistono le lettere e quindi non vengono mai scritte. Quindi le uniche vocali che conosciamo noi sono quelle che sono state messe nei masoreti. Quindi una cosa che dobbiamo sapere è che nessuno al mondo sa, e nessuno al mondo saprà mai come fosse vocalizzata la Bibbia quando è stata scritta. Mai nessuno al mondo lo saprà, a meno che non trovi qualcuno di quelli là a dircelo. E poi dovremo stabilire che ci vediamo, però. Quindi i masoreti ci hanno messo dentro i suoni vocalici. E metterci dentro i suoni vocalici significa calare il significato delle parole. Perché la lingua ebraica è fatta sostanzialmente da circa 500 radici di 3 consonanti di una, più qualche altra radice di 4, di 2, eccetera, ma la sostanza è quella lì, e su queste 500 radici, o meglio da queste 500 radici, si ricavano tutti i vocaboli di una lingua. Quindi voi capite che insomma le possibilità di significato sono tante. Qui c'è scritto tebel, si scrive a destra e a sinistra, quindi così è una radice di 3 consonanti che aspetta un significato. Vi faccio degli esempi biblici. Se ci metto una E, che sono 2 puntini qui e 2 puntini qui, diventa tevel, che significa mondo, terra, universo. Se ci metto un'altra E, cioè aggiungo un puntino qui e aggiungo un puntino qui, si legge sempre tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale o rapporto sessuale tra suocero e nuora. Così è terra, mondo, universo. Così è rapporto sessuale tra una donna e un animale. Ok? I masoreti hanno fatto questo lavoro. Nelle traduzioni, e quindi diciamo nell'analisi che conduco della Bibbia, io rispetto esattamente le vocali messe nei masoreti. Perché se io provassi a cambiarne anche una sola, mi massacrerebbero già tutti quelli che fanno.
Loro invece molto spesso tolgono queste vocali qui, ne mettono altre e cambiano il significato. A riprova del fatto che quando io scrivo il mio ultimo libro che si intitola La Bibbia non è un libro sacro, e mi sono saltati addosso tutti, ma loro nel momento in cui tolgono delle vocali e ne mettono delle altre, nei fatti dimostrano di non considerarlo un libro sacro, perché un libro sacro non si tocca. Allora è inutile dire che è un libro sacro, ma poi andare a dire ma no, lì non voleva dire questo, voleva dire quell'altro. Facciamo che dire chiaramente non è un libro sacro, perché altrimenti un libro sacro non lo si tocca, e invece lo toccano costantemente. Liberi di farlo, attenzione, non sto dicendo che non lo devono fare. Io mi guardo bene dal farlo per ovvi motivi. Chi lo vuol fare lo può fare, perché queste sono vocali messe da un gruppo. Un altro gruppo ne può mettere altre e ha lo stesso diritto di farlo, perché come fosse vocalizzato all'inizio non lo sa nessuno. Quindi questa è la sostanza del discorso. Allora io dico, sulla Bibbia facciamo finta che. Quando io ho cominciato a dirlo nel 2010 sembrava una battuta, adesso non era neanche allora, ma adesso è chiaro che non lo dico. Cioè, date le premesse, noi sulla Bibbia possiamo solo fare finta che la Bibbia scritta in origine fosse scritta così, fare finta che avesse queste vocali, fare finta che avesse i concetti che ci hanno inserito i masoretti, fare finta che, perché non possiamo che fare finta. Perché la certezza non ce l'ha nessuno. Prego. Secondo me qual è il motivo per il quale vinse la traduzione dei masoretti? Perché è quella che si è imposta come più completa ed è quella che, e questo me l'ha scritto un ebreo, i masoretti che lavoravano tra il VI e il IX secolo d.C., quindi quando per dire regnavano i Merovingi e i Carolingi, tanto per dare un'idea di contestualizzazione storica, il Mediterraneo era insanguinato dalle lotte tra cristianesimo e Islam, che noi siamo abituati a pensare all'Islam violento e al cristianesimo come religione di amore. Il cristianesimo si è imposto sgozzando le persone, tanto per dirci, cioè non è che si è imposto con una mano, si è imposto con le spade. E il Mediterraneo era appunto teatro di lotta tra queste due religioni che si contendevano il controllo. Mi scrive questa ebrea: se i masoretti non avessero reso questo libro dal punto di vista teologico compatibile con le due religioni e utilizzabile dalle due religioni, sarebbero stati massacrati loro e tutto il popolo ebraico. Quindi hanno lavorato facendo in modo che cristianesimo e Islam potessero trovare in quel libro almeno le loro radici. Ok? Tant'è che il professor Giovanni Garbini dell'Università La Sapienza di Roma dice che i masoretti non hanno lavorato su base linguistica, ma hanno lavorato su base teologica. I masoretti non hanno lavorato su base linguistica nell'inserire, ma hanno lavorato su base teologica. Ok? Quindi non è che hanno detto, vediamo di mettere a posto dal punto di vista linguistico, no, vediamo di mettere a posto dal punto di vista teologico, che è cosa completamente diversa. Quindi facciamo finta. Ma dobbiamo fare finta per una serie di altre cose, nel senso che un conto sono gli esegeti teologi, che ovviamente hanno bisogno, poi lo vediamo, hanno bisogno di dire che la Bibbia parla di Dio, ovviamente. Un conto sono gli studiosi. Io ho scritto dei rabbini americani per avere delle risposte sulla figura di Abramo, e così per delle mie curiosità, nel senso che ho delle idee su Abramo, eccetera. Il dottor Robert Wexler, che è president dell'American Jewish University di Los Angeles, in una della mail di risposta mi scrive che la maggior parte dei moderni studiosi biblisti loro pensa che Abramo non sia mai esistito. Avete presente Abramo? Che è quello col quale inizia, secondo il cristianesimo, la storia della salvezza. Rabbini, forse non è mai esistito.
tutti accettano che Mosè sia esistito. Noi facciamo finta che sia esistito perché ci dicono che la Bibbia dei Masoreti è quella vera, è quella ispirata da Dio, e la Bibbia dei Masoreti ci dice che Abramo e Mosè sono esistiti. Allora noi facciamo finta che siano esistiti. Ma facciamo finta. Cioè dobbiamo essere consapevoli. La figura di Giobbe è un personaggio inventato. È più probabile ancora, come invenzione, è più probabile ancora di questi due. Persino, allora, Esdra e Neemia, forse non l'avete mai sentito nominare perché sono i due personaggi su cui dopo l'esilio babilonese e dopo il ritorno in terra di Israele, sono i due personaggi che hanno di fatto rifondato il giudaismo. Hanno ricostruito il Tempio di Gerusalemme e in quel momento di fatto è stata riscritta tutta la Bibbia sulla base della nuova teologia, che era una teologia monoteista che andava reinserita. Allora, Esdra e Neemia sono i due personaggi di cui Neemia era, diciamo, quello laico e Esdra sarebbe quello di estrazione sacerdotale. E sono i due rifondatori del giudaismo e ci sono nell'Antico Testamento i libri loro, Esdra e Neemia. Se noi leggiamo gli studi degli studiosi accademici, veniamo a scoprire che Esdra probabilmente non è mai esistito. E il suo libro è stato scritto 3-4 secoli dopo il periodo al quale viene attribuita la sua esistenza. Se con la Bibbia facciamo finta, siamo tutti liberi. Ma non ho capito, ma la Bibbia è stata trovata senza toccare. Sì. Questo No, salvo il codice masoretico ci dobbiamo collocare. Sì, ma prima era... Sì, infatti tutti i codici antecedenti sono tutti senza. Può essere un libro critico questo. Può essere? Critico, perché ognuno riprende come vuole. Difatti allora, proprio attenzione, non è che ci sia libertà totale assoluta, perché voglio dire, poi il contesto condiziona, no? Cioè nel senso non è che io cambio lì e veramente mi invento che lì si parla di copallino, no? Perché ovviamente il contesto condiziona. Ma all'interno di questo non c'è soltanto il problema delle vocali. Il problema è che tra un codice e l'altro hanno cambiato le parole, hanno cambiato le frasi, hanno aggiunto delle cose che non c'erano in quelle dell'antico o ne hanno tolte perché non andavano bene. Cioè il lavoro che è stato fatto di rimaneggiamento è spaventoso, spaventoso. Cioè chiunque ce l'aveva in mano ne faceva, e aveva il potere per farlo, ne faceva ciò che voleva. Per questo a un certo punto hanno detto fermiamo, proviamo a fermarla, no? E quindi diciamo che da quel momento lì, quindi dal X secolo d.C., il codice lì è del 1008, il codice di Leningrado, da quel momento diciamo questo codice qui è quello è diventato il codice di riferimento da cui in sostanza dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. In sostanza dipendono. Però, ripeto, questo qui era un gruppo, perché per esempio contemporaneamente a loro lavoravano i Samaritani. I Samaritani hanno prodotto una loro Torah sapete nel Pentateuco, no? I primi 5 libri dell'Antico Testamento che sono il nucleo della Bibbia, cioè la Bibbia è quello, poi tutto il resto è lavorazione successiva, a parte i testi storici. Allora, tra la Torah dei Samaritani e la Torah dei Masoreti ci sono 2000 varianti. I Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione, i Samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah. Noi qui in Italia, diciamo, nell'Occidente cattolico, noi sappiamo, così ci viene detto, che i libri ispirati da Dio dell'Antico Testamento sono 46. Se noi fossimo nati a Gerusalemme ci sentiremmo dire che i libri veri sono solo 39. Se noi fossimo nati tra i Samaritani ci sentiremmo dire che i libri veri sono 6. Se noi fossimo nati tra i cristiani copti ci sentiremo dire che i libri veri sono più o meno quelli degli ebrei di Gerusalemme e più altri libri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme. Se noi fossimo nati ad Atene ci sentiremo dire che la base, il codice della nostra Bibbia non è questo qui, ma è quello scritto in greco in Egitto nel III secolo a.C., cioè la Bibbia dei 70. Quindi a seconda di dove nasciamo c'è qualcuno che ci dice quali sono i libri ai quali dobbiamo credere e ai quali non dobbiamo credere. No? Proprio dipende da questo.
ma non è soltanto questo, perché poi anche all'interno dei libri ai quali dobbiamo credere, per esempio tutti conosciamo, almeno per nome, Daniele, no? Uno dei profeti più importanti. Tra l'altro fino al 2012 Daniele è stato utilizzato moltissimo per abbinarlo, tentativo insomma, di abbinarlo alle profezie mai alla fine del mondo, la profezia dei 490 anni contenuta nel libro di Daniele, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora nel canone cattolico, cristiano in genere, Daniele è inserito tra i profeti maggiori. Tra gli ebrei, Daniele non è un profeta. I suoi scritti sono inseriti tra i Ketuvim, che vuol dire non tra i Nevi'im, che sono i profeti, ma tra i Ketuvim, cioè tra gli scritti, cioè la parte meno importante dell'Antico Testamento. Quindi per noi è un profeta maggiore, per gli ebrei non è neanche minore, non è un profeta. Se poi leggiamo gli studi di rabbini americani della Rabbinical Assembly, leggiamo, pubblicati dalla Jewish Publication Society, quindi siamo al top del pensiero ebraico mondiale, perché questi sono tutti docenti biblisti delle università giudaiche. Per esempio, parlando della profezia dei 490 anni di Daniele, su cui qui si è veramente, e c'è gente che fa le sue fortune sulla profezia di Daniele, perché purtroppo la gente ha bisogno di profezie che nell'Antico Testamento non ci sono. Allora, cosa scrivono? Scrivono che quello che ha scritto la profezia dei 490 anni di Daniele in realtà ha preso un dato di Geremia che parlava di 70 anni, siccome quella cosa non si era verificata, ha trasformato i 70 anni in 70 settimane di anni, facendoli diventare 490. Quindi chi ha scritto la profezia dei 490 è un mistificatore manipolatore, ma lo scrivono i rabbini. Lo scrivono i rabbini. Quindi con la Bibbia facciamo finta. Allora, libro di Isaia. Isaia è il più grande dei profeti. Il libro di Isaia è fatto da 66 capitoli. I capitoli dall'1 al 39 sono stati scritti, vediamo, da Isaia. I capitoli dal 40 al 55, dicono gli studiosi, e se c'è qualcuno che ha la Bibbia? Il libro meno letti Allora, se c'è qualcuno, ma dopo serve a Bibbia, sì, I capitoli dal 40 al 55 sono stati scritti, dicono gli studiosi biblisti, è descritto anche nelle introduzioni a ogni singolo libro della Bibbia, sono stati scritti dal Deutero Isaia. Deutero Isaia, Deuteros in greco vuol dire secondo, quindi sono stati scritti dal secondo Isaia, il che vuol dire non sappiamo chi li ha scritti, allora lo chiamiamo Deutero Isaia. Solo che il Deutero Isaia ha scritto 2 secoli dopo Isaia. I capitoli dal 56 al 66 sono stati scritti dal trito Isaia, cioè terzo Isaia, che ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Il che vuol dire che nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia è stato scritto da 3 autori nell'arco di 250 anni. Le profezie sul servo sofferente che i teologi cristiani cattolici riferiscono a Gesù senza alcuna ombra di dubbio sono state scritte nei capitoli del Deutero Isaia. Quindi la profezia sul servo sofferente di sicuro non l'ha scritta Isaia, di sicuro. Però se volete fare una prova, prendete i capitoli sul servo sofferente, andate da un teologo cattolico e ve li fate spiegare, andate da un teologo ebreo e ve li fate spiegare e poi scegliete voi quale vi piace di più. Poi scegliete voi quale vi piace di più. Allora, prego. Questa è aggiunta ai vocali di cui parlava prima. Avviene tutto oggi, questo? No, allora, le Bibbie che abbiamo in casa derivano da quelle vocali. Quindi è una versione ormai fissa. No, fissa no. Nel senso che, allora no, una parte dell'esegesi ebraica la ritoglie, toglie quelle vocali e ne mette altre. Diciamo, l'esegesi cattolica no. Però che cosa fa? Per esempio la CEI, che sta continuando ovviamente, perché le traduzioni della Bibbia non finiscono mai, no? Si fanno continuamente,
e per esempio cominciano a utilizzare in parte i rotoli del Mar Morto, cioè quelli di Qumran, che non sono metallizzati, quelli lì, e no, perché non sono finiti nelle mani dei vasoreni, quindi esattamente. E difatti lì ci sono delle cose diverse, tant'è che nelle Bibbie che man mano escono si leggono cose diverse rispetto a Bibbie di 10, 15, 20 anni fa. La fortuna è che nessuno la legge, perché se la si legge la si capisce. Ci sono molte persone che mi scrivono dicendo: nella mia vita mai nessun prete mi ha detto di leggere la Bibbia tante volte quanto lo dice lei in una conferenza, e io sono quello che vorrebbe distruggere la Bibbia. Loro che la vogliono difendere dicono: non leggetela, ve la spieghiamo noi. Invece leggete. Intanto perché è affascinante, non è mica quel mattone che si pensa. Allora, leggete almeno la Torah. Per quanto riguarda i primi 39 capitoli, cioè quelli che sono di sicuro di Isaia, sentite cosa scrive il professor Angelo Penna, che è professore di Sacra Scrittura all'Istituto Pontificio Regina Mundi e consultore della Pontificia Commissione Biblica di Roma. Circa l'origine dei primi 39 capitoli, ascoltate bene, non si hanno motivi seri per negarne la paternità. Avete capito? Non è sappiamo che li ha scritti Isaia, non abbiamo motivi seri per negarlo, finché non abbiamo motivi seri noi continuiamo a dire che li ha scritti lui. Attenzione, almeno per il complesso della raccolta. La unanimità è molto minore nel giudicare l'origine delle singole parti. Per esempio, le difficoltà più gravi riguardano l'Apocalisse di Isaia, cioè i capitoli dal 13 al 23, che sono stati probabilmente scritti 2 secoli dopo. Allora, dall'1 al 39 non abbiamo motivi seri per negarlo, ma dal 13 al 23 sappiamo che sono stati scritti forse 2 secoli dopo. Difficoltà ancora più gravi le abbiamo per i capitoli 34 e 35. Cioè, se noi invece di parlare della Bibbia parlassimo della Divina Commedia e dicessimo: il paradiso non abbiamo motivi seri per negare che l'abbia scritto Dante, il purgatorio l'ha scritto il deutero Dante e l'inferno l'ha scritto il trito Dante, tutti noi in assoluta tranquillità diremo: non sappiamo chi ha scritto la Divina Commedia. Siccome su questo libro qui è costruita una religione, non si può dire non sappiamo chi l'ha scritta. Allora cosa dicono? L'ha scritto Isaia, il deutero Isaia e il trito Isaia. Un teologo domenicano ha scritto una mail su di me, mi è stata data un po' prima di una conferenza, vi leggo una riga alla fine. Non restano che 2 ipotesi: chi si comporta in questo modo e fa da trappola approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura diffonde ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un ignorante. Allora, io per quanto mi riguarda scelgo la seconda parte, sono un ignorante. Ho anche un'altra fortuna, che so di esserlo, e quindi devo studiare. Perché la cosa peggiore è essere un ignorante e non sapere di esserlo. Io ho l'impressione che nella prima parte, quando lui dice approfittando dell'ignoranza della gente, abbia avuto come un rigurgito relativo a ciò che fa la sua istituzione, che approfitta del fatto che la gente non legge la Bibbia. Perché se la gente legge la Bibbia la capisce. A forza di leggere la Bibbia, sapete io sono del profondo nord, vicino alla Francia, e noi mangiamo polenta. E c'è un proverbio lassù dei nostri piemontesi che dice: anche io, che non ho proprio niente, nessuno, alla 7ª fetta mi accorgo che è polenta. Cioè vuol dire, tu mi dai da mangiare qualcosa, me lo metti nel piatto e mi spieghi che è una ricetta fantastica, magnifica, antica, articolatissima, e che questa roba qui la conoscono soltanto pochi. Va bene, io ci credo alla prima, poi comincio a avere dei sospetti, poi arrivo alla 7ª fetta e dico: questa è polenta. Se mi dai polenta mi dici che è polenta, io poi la mangio volentieri perché mi piace tutto, però mi dici che è polenta. Ecco, io sull'Antico Testamento sono arrivato alla 7ª fetta e le spiegazioni da prima fetta non le voglio più neanche sentire.
ma sono quelle che continuano a darmi per tentare di contrastare le cose di tipo. Allora, lo facciamo anche stasera, siccome sono un ignorante che sa di esserlo, faccio una cosa che non si può negare neanche agli ignoranti, perché gli ignoranti non sono stupidi, ignorante non vuol dire stupido, ignorante vuol dire che non sa, però un ignorante può essere intelligente, non è che io mi definisco, però può essere. Allora diciamo che un ignorante può fare dei ragionamenti partendo dalla sua ignoranza, e allora noi facciamo dei ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti, per cui facciamo tutta la conferenza senza parlare delle mie traduzioni, ma leggendo la Bibbia allegata a queste tue. Scusate, ma facciamo i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti. Questa qui è una Bibbia allegata a famiglia cristiana, quindi una Bibbia non contestata, quindi sono tutti tranquilli. Va bene. Qualcuno di voi ha seguito lo scambio epistolare tra Eugenio Scalfari e la comunità ebraica di Roma? Dove Eugenio Scalfari dice in sostanza che Yahweh, quello che è stato fatto diventare Dio, insomma, non è così come ci è stato presentato, ma è una persona decisamente peggiore. E ha ovviamente ragione. Ovviamente gli hanno risposto dicendo: no, caro Eugenio, tu ti devi documentare, devi leggere la Bibbia, perché evidentemente non l'hai letta. Per esempio il Rabbino Capo gli ha detto: leggi Esodo 34,6. Esodo 34,6. Quindi lo leggiamo qui. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio di pietà e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Quindi è chiarissimo questo versetto. Chi però legge la Bibbia in termini di settima fetta va anche un pochettino avanti. E allora il versetto dopo: che conserva la sua grazia per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, e castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. Questo qui sapeva quel che diceva quando parlava oppure no? E io che parla Dio, Cioè io parlo così perché so di non essere blasfemo, perché dice Dio, per fortuna per tutti noi non è Dio. Allora, perdona ma castiga nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. Cosa vuol dire? Poi gli dicono, questa è una ebraica, l'ho studiato io, leggiti Levitico 19-18 e andiamo a leggere Levitico 19-18. Non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo, ama il tuo prossimo come te stesso, io sono il Signore. Qui Yahweh sta dando tutta una serie di regole, che non sono soltanto i 10 comandamenti, di regole ne ha date più di 600. Poi a noi sono stati tramandati 10 comandamenti con un significato completamente diverso da quello col quale sono stati scritti, poi se abbiamo tempo ne parliamo. Comunque diciamo, noi abbiamo i 10 comandamenti, ma lui ha dato più di, e quindi qui sta dando tutta una serie di regole, tra le quali ve ne leggo una perché da quella siamo sicuramente tutti fuori norma: non indosserai una veste di 2 tessuti diversi. Ci sono forse dei motivi, se abbiamo tempo poi li analizziamo, per l'utilizzo assieme, soprattutto per le vesti di quelli che avevano contatto con l'arca dell'alleanza o entravano nella sua dimora, che dovevano ricoprirsi all'interno di lino, perché il lino ha certe proprietà elettrostatiche che messe in combinazione con quelle della lana si annullano. Quindi questa roba qui può avere un significato preciso che garantiva la salvezza della vita a chi era addetto a certe funzioni pericolose con l'arca dell'alleanza. Quindi non è una roba così come dire: vabbè, non mi piacciono i vestiti di 2 tessuti diversi, ma c'è forse un fatto funzionale tecnico, cioè di come si dovevano vestire quelli che avevano accesso all'utilizzo e al maneggio dell'arca dell'alleanza, che era una roba molto pericolosa. Comunque andiamo avanti. Quindi va avanti qui, quindi allora non serbare rancore, no? Ama il tuo prossimo come te stesso.
siamo sempre qui, e si legge: se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte siano messi a morte ambedue, hanno compiuto un abominio. Quindi se suocero e nuora vanno a letto, vanno ammazzati tutti e due. Chiunque commetta adulterio con una donna sposata, come chiunque commetta adulterio con una donna del suo prossimo, l'adultero e l'adultera siano messi a morte, senza serbare rancore. Io lo so che purtroppo queste cose fanno ridere, ma sono scritte, cioè non è che le sto inventando, sono scritte nelle Bibbie che avete in casa, e sono scritte qui e qui, non 800 pagine dopo che uno non se le ricorda. Sono scritte qui e qui. La Bibbia è questa roba qui. Poi è chiaro che quando ci presentano Dio dicono no, leggi quel versetto lì, sì, però io leggo anche gli altri. È per questo che vi dico leggetela, perché la capite, non c'è bisogno di nessuno che ve la spieghi. Quindi ci sono queste cose qui, quelle le spiegazioni della prima fetta e della settima fetta. Scusi, quindi per lei tutti i facenti parte del clero mentono, sapendo di mentire, cioè, qual è la sua opinione? Oppure riescono a alcuni nascondere? sapendo di mentire, altri no. C'è un sacco di gente qua. Lei ha mai parlato con qualcuno Sì, che precisamente li ha messi? c'è anche alla mia conferenza, sono venuti spesso dei sacerdoti. E uno, me lo ricordo, era molto anziano e alla fine mi disse: mi creda, sono sconcertato. Perché indubbiamente uno che Un altro mi ha detto, lei si mette nei panni di uno come me che ha studiato teologia 30 anni fa così come ce la insegnava. a me viene da pensare solo il mantenere il voto di castità sapendo che è tutto castello di carte è difficile, cioè. Minimo questo, poi Secondo lei, se le gerarchie della Chiesa credessero nel Dio che hanno inventato, vivrebbero come vivono? non credo, però chiunque legga la Bibbia almeno si accorge della crudeltà. Cioè loro non ci credono perché sanno che sono loro che l'hanno inventato. Preciso, non dico che Dio non esiste, quando parlo di Dio inventato mi riferisco al Dio biblico. Poi Dio esiste. Non me ne occupo. Quello lì non esiste. Ma la nostra religione si predica nella Chiesa, non è fondata forse ormai solo sul Nuovo Testamento che non Sì. nel senso ormai io non la frequento, però mi ricordo da bambina che il Vecchio Testamento poi mai si nominava, ormai era scritto nel Nuovo Testamento. Certo. Se si capisce bene l'Antico Testamento, si capisce bene che cosa hanno inventato quando è scritto il Nuovo. Se nell'Antico Testamento non c'è il peccato originale, come non c'è, c'era bisogno che un Dio, chiunque fosse, mandasse suo figlio a farsi massacrare per liberare l'umanità da una macchia criminale. Per cui quando qualcuno mi dice: ah, ma adesso quando è che parla del Nuovo Testamento, che parli del Nuovo Testamento? Perché ormai del Vecchio Testamento abbiamo capito tutto e invece Gesù, dico no, quando si fa? Quando si trae quella conclusione lì, secondo me non si è ancora capito, perché la conclusione dovrebbe essere: adesso abbiamo capito tutto dell'Antico Testamento, quindi anche Gesù, però io non parlo del Nuovo Testamento. Allora, la situazione è talmente incasinata sull'Antico Testamento che nel 1958 nelle università giudaiche della Hebrew University di Gerusalemme hanno sentito il bisogno di avviare un progetto che ha il compito di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine. Sono partiti nel 1958 e allora si sono dati 2 secoli di tempo, 200 anni. Tra 140 anni, quindi, avranno una Bibbia la più simile possibile a quella scritta in origine che nessuno sa qual è. E che nessuno sa qual è, lo scrivono quegli stessi che si occupano di quel progetto lì, del Bible Project.
Perché per esempio il professor Alexander Röfe, che da 40 anni insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, scrive testualmente: si sa che ogni testo biblico tramandato a mano sotto dettatura non è mai uguale. Quindi quando dicevo all'inizio noi facciamo finta che quella sia la Bibbia scritta in origine, lo dico così, facciamo finta, perché se dobbiamo avere una certezza, la certezza è questa: sappiamo che non è mai uguale, quindi siamo certi che questa qui non è uguale a quella scritta in origine. I testi del 400 a.C., Esra e Neemia, erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava ne uscivano molte di più. 2 secoli e mezzo dopo accadde l'inverso, l'imbuto si rovesciò e nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti e se un libro era molto divergente, non potendolo distruggere, lo si seppelliva, nel senso che avevano, si chiama proprio il cimitero dei libri, perché non lo distruggevano perché era scritto ai loro padri, quindi non se la sentivano di bruciarli, ma li facevano sparire in modo che non potessero più essere letti. Almeno 11 ne hanno fatto sparire. Perché dico 11? Perché sono citati nelle Bibbie che avete in casa, che vuol dire che gli autori biblici li conoscevano, li citavano, ma non esistono più. Però ne abbiamo i titoli perché sono scritti qui. Io li ho riportati, la Bibbia non è un libro sacro, con tutti i posti in cui sono citati. Quindi di sicuro almeno 11 libri sono scomparsi. Ma l'hanno fatti scomparire non la Chiesa Romana Cattolica Apostolica, i teologi ebrei. Cioè, i primi rimaneggiamenti li hanno fatti proprio loro. Non la Chiesa poi ci ha messo il suo carico dopo. Cioè, tutti ci hanno messo il carico, per questo facciamo finta. Per esempio, prima vi ho raccontato della profezia di Daniele. Per esempio, diceva appunto, no, che siccome non sono mai uguali, per esempio ci sono anche alle volte differenze notevolissime. Per esempio in Geremia, che doveva essere circa almeno di 1/7 più lungo di quello che abbiamo noi, dice: ci sono dei versi che riguardano la profezia sulla presa babilonese del Tempio. Sapete che Babilonia arriva nel 536 a.C. e prende il Tempio di Gerusalemme, e dice quindi questi qui non sono una profezia ma sono una giunta successiva a fatti compiuti. Cioè, dopo che il Tempio di Gerusalemme è stato conquistato da Babilonia, qualcuno è intervenuto nel testo di Geremia e ha inserito: Babilonia conquisterà il Tempio, ma hanno scritto dopo che il Tempio era stato conquistato. Lo scrivono i biblisti israeliani, non gli antisemiti. Lo scrivono i biblisti. Oppure sappiamo per esempio che a partire dalla Bibbia, siccome la Bibbia non parla mai di al di là, ci sono i farisei che credono nella resurrezione, diciamo nella vita dopo la morte, i sadducei che non credono nella vita dopo la morte, e tutti partono comunque dalla Bibbia. Quindi ognuno può credere ciò che vuole. Ma quando i testi sono entrati nelle mani dei farisei, per esempio c'è nel libro dei Proverbi, e questo di nuovo il biblista qui ebreo che lo cita, dice che c'è la versione antica dove c'era scritto il giusto, cioè l'uomo giusto, rimane saldo nella sua integrità. Quando i testi biblici sono finiti nelle mani dei farisei che credono nella vita dopo la morte, hanno scritto il giusto è saldo nella sua morte, cioè che vuol dire che il giusto rimane saldo anche dopo la morte. Ma i testi più antichi non scrivono così. Dice che il giusto rimane saldo nell'integrità finché è in vita. I farisei hanno cambiato. Cioè tutti facevano quel che volevano. La Bibbia non è un libro sacro. È inutile che si arrabbino tanto. La Bibbia non è un libro sacro. C'è per esempio un termine, diciamo così, quando nelle Bibbie che avete in casa leggete, questo è il concetto fondamentale, guardate, perché se si capisce se la Bibbia parla o no di Dio, lì poi si capisce tutto il resto. Allora bisogna parlare di Dio. Quando nella Bibbia c'è scritto l'Altissimo, c'è scritto Elion in ebraico. Quando nella Bibbia c'è scritto Dio, in ebraico c'è scritto Elohim, oppure El, oppure Eloah. Quando c'è scritto il Signore o l'Eterno, nella Bibbia c'è scritto Yahweh. Tenete presente che nel giugno del 2008 la Congregazione del Culto del Vaticano
ha prodotto una direttiva a vescovi e sacerdoti dicendo di non usare più il nome Yahweh nella liturgia perché non è cristiano. Cioè questo nome va fatto pian pianino scomparire e li capisco come. Allora, Elion altissimo, siccome Elion significa quello che sta sopra, più o meno la traduzione di San Giovanni. Tradurre Elohim con Dio è pura invenzione, è fantasia totale, perché non c'è studioso al mondo che sappia con certezza cosa vuol dire questa parola. Si sa che più o meno nella radice El, questo è singolare, questo è plurale, c'è un certo concetto di qualcuno che esercita un potere. Ma il concetto Dio, che è un concetto tipicamente greco-ellenistico, più precisamente per quanto riguarda la Bibbia, il cristianesimo, il neoplatonico, allora è un concetto che è stato inserito dopo. Quindi questo qui non bisognerebbe mai tradurlo, perché sarebbe molto più corretto non tradurlo. Tant'è che nei libri delle edizioni della collana Bibbia ebraica interlineare nei quali lavoravo io, e questa era la mia parte, cioè fare la traduzione letterale dell'ebraico, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, controllare che il testo greco fosse scritto giusto e fare l'analisi qui grammaticale dei verbi. Elohim non viene tradotto. Non viene tradotto perché è meglio non tradurlo. Però il problema qual è? Il problema è che è plurale. E allora bisogna spiegare, perché, cioè non bisogna spiegarlo perché è chiarissimo perché è plurale. Quindi non bisogna spiegarlo. Ma chi dice che Elohim è Dio lo deve per forza spiegare. Perché quello è plurale. E allora su questo hanno inventato tutto l'inventabile. Adesso va molto di moda il plurale di astrazione, cioè vuol dire che è un plurale che dà l'idea astratta di Dio, ma in realtà è singolare. Va bene? Un professore ebraista ha detto: Biglino non ha neanche capito che, è un filmato su YouTube, che quando Elohim è usato con il verbo al singolare indica Dio, cioè il Dio vero, nostro, trascendente e spirituale. Quando è usato col verbo al plurale indica le divinità pagane, cioè gli idoli di pietra. Quindi Biglino non ha neanche capito questo che nella Bibbia è chiarissimo. Genesi 20:13. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Sappiamo che, vi ho detto prima, la storia della salvezza inizia con una famosa chiamata di Abramo da parte di Dio. Cioè Dio va a chiamare Abramo fuori dalla sua famiglia, fuori dalla terra di Ur dei Caldei, e gli dice: vieni con me in terra di Canaan, e gli comincia la storia della salvezza. Cioè Dio che si cala nella storia dell'uomo. Quando succede questo, qui è Abramo che parla. Or avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera. Quindi, ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Genesi 20:13. Bibbia ebraica, traduzioni letterali. E fu come che fecero vagare me, Elohim, da casa di padre mio, plurale. Il verbo ebraico è hittu, plurale. Bibbia per le famiglie, singolare. Bibbia per gli studiosi, plurale. Perché plurale è quello giusto. Queste Bibbie qui sono quelle che vanno nelle facoltà di teologia. Quindi se avessero tradotto al singolare, e avrebbero detto: ma siete scemi? Bibbia per le famiglie, singolare, plurale. Allora, se è vero ciò che dice quel professore, a far uscire Abramo dalla terra dei suoi padri sono stati gli idoleti di pietra, non lui, perché il verbo è plurale. Ma la cosa più curiosa, sapete qual è? Che è la stessa casa di Cristo. Quindi non è un errore. Volete che ve ne legga un altro? Genesi 35:7, la stessa cosa. Alle famiglie bisogna raccontare i verbi al singolare. Agli studiosi ai quali non si possono raccontare i verbi al singolare si lasciano i verbi al plurale. E poi io sono quello che si inventa le traduzioni. Ma voi pensate che qualcuno si sia mai ribellato a questa cosa? Io sono stato massacrato per quasi un anno perché in un
quando cercavo di rendere, adesso ho smesso di farlo perché mi sono reso conto che creava solo problemi, quando cercavo di rendere in italiano la pronuncia dell'ebraico, per un termine ho messo una A prima di un H, invece, cioè dopo un H invece di metterla prima. Ma attenzione, per cercare di rendere per il lettore più o meno il suono, mi hanno massacrato per quasi un anno. Quelli che mi hanno massacrato per quasi un anno non spendono una parola per queste falsità. Perché? Perché a loro interessa che la gente creda che la Bibbia parla di Dio. E quindi non dicono nulla. Scusi, Prego. mi può dire cosa ne pensa della Bibbia di Gerusalemme? È una delle tante, non la consiglierei tanto, diciamo. Perché? È perché è una di quelle dove le traduzioni sono molto ballerine. Ma a quanto pare, secondo i suoi studi, sono dappertutto ballerine le Sì, traduzioni. ma Quindi ce ne sono uno di più parlerà- e di meno. Eh? Ce ne sono di più e di Di più meno. e di meno. Per esempio, quelle che stanno diventando sempre più coerenti sono man mano le nuove traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, che stanno diventando sempre più coerenti con il testo. Cioè, man mano che si va avanti diventano, fra virgolette, sempre più onesti. Anche come mai? Perché comunque sanno che ormai c'è un sacco di gente che è in grado di controllare le cose, quindi non si può più continuare a... Quindi ce ne può consigliare una che No. secondo lei no? La Bibbia dei testimoni di Geova in certi passi è molto letterale, in altri hanno inserito dei concetti cambiandoli completamente. Sì. Che cosa ne pensi del nuovo Papa? Secondo te? Oddio. Parliamo di Bibbia. Non che mi pare che sia un discorso Ne parliamo a cena. Volevo farle una Davanti a una domanda. A questo punto cosa ne pensa? Pensa che queste cose siano organizzate a tavolino? Ma lei ha idea di sia veramente che a tavolino queste disposizioni? L'hanno fatto dall'inizio. Quando i padri della Chiesa lavoravano sull'Antico e sul Nuovo Testamento, loro stessi scrivevano: si tratta di una pia frode. Frode ma pia perché è fatta quindi bene. Ma quando tu entri nell'organizzazione delle religioni della Chiesa, allora viene messo al corrente di quello che è qui e qui. No. Cioè, chi fa il seminario riceve l'insegnamento teologico tradizionale. Ma se un teologo legge quella lì e poi pubblica quella là, vuol dire che comunque già un scopo suo. Ah, beh, scusa, non si cambia uno scopo, non ci sono più. Quindi è messo al corrente del fatto che bisogna fregare il mondo della gente. Sì, chi fa queste traduzioni? Sì. Quindi a fondo. Cioè, più che bisogna fregare la gente, come dire? Diciamo che in buona fede, se io penso che Elohim sia Dio, allora in buona fede dico, vabbè, visto che è Dio, visto che è singolare, metto il verbo singolare, almeno la cosa è chiara. Quindi concediamo la buona fede. Ok? Concediamo la buona fede. Così non siamo Dio. Allora, continuiamo i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti. Sì? No, non è che non andava più bene, è che io ho cominciato parallelamente a pubblicare il mio primo libro, quindi loro non potevano più avere tra i loro traduttori. Tra l'altro ero l'unico traduttore esterno in quello che libro. Mi pare che non ne avevano. Cioè loro non potevano continuare ad avere come loro collaboratore ufficiale uno che scrive quella roba che scrivo io. Quindi per questo la copia non volevo sentire. Tra l'altro mi pare che si sia interrotta la collana. Perché loro hanno ancora due libri miei, Giosuè e Giudici, che non hanno più pubblicato. Cioè due libri tradotti da me li hanno già, ne hanno da allora, non li hanno più, perché avrebbero dovuto pubblicare per no. Più per loro hanno dovuto 19. Facciamo i ragionamenti da ignoranti. Deuteronomio 32,8 è Mosè che parla e racconta. Quando l'Altissimo distribuiva alle nazioni la loro eredità,
quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele, così dicono i Masoreti. I codici più antichi dicono che Elion faceva questo lavoro secondo il numero dei figli degli Elohim. I Masoreti hanno tolto Elohim e hanno messo Israele. Perché è chiaro che se io voglio introdurre il concetto del monoteismo non posso dire che questo qui contava i figli di Dio, perché Dio non può avere figli. Oppure se questo qui è Dio e questo qui è Dio, lui contava a se stesso. E allora hanno tolto Elohim e hanno messo Israele. E dice il versetto successivo: porzione o eredità di Yahweh è il suo popolo, Giacobbe è la sua eredità. Poi vediamo la favola del popolo eletto. Versetto 12. Quindi Yahweh riceve Giacobbe. Versetto 12. Yahweh da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Come ci fa? Come fa a esserci un Elohim straniero se questo qui è Dio ed è uno solo? Questo non c'entra con le traduzioni, questi sono i ragionamenti che un ignorante fa sulle Bibbie tradotte dai saperi. Allora, qui abbiamo, secondo la dottrina, Dio che conta o se stesso o i figli di Israele e si autoassegna con il nome di Yahweh un pezzo di tutti quei popoli di cui lui ha curato la divisione, i confini, il collocamento, e quindi lui si è interessato di tutti, li ha messi nelle varie situazioni e poi dice: poi però io mi occupo solo di questi qui e degli altri non mi frega nulla. Va bene, è la volontà di Dio, noi non siamo in grado di capirla, la accettiamo. Però quando leggerete la Bibbia, cioè mai, capirete che la Bibbia è un libro di guerra, perché la Bibbia è un libro di guerra. E questo qui nella Bibbia viene definito Ish Milchama, che vuol dire uomo di guerra, perché lui faceva solo questo, era un militare. Allora la Bibbia, quando la leggerete, vi racconterà che lui, con quelli che gli sono stati assegnati, ha passato secoli a massacrare quelli che stavano nei territori dove lui li aveva messi. E cosa vuol dire? Vuol dire che se questo qui è la stessa persona, e lo dico senza tema di essere blasfemo, era un malato mentale, perché alla sera col nome di Elione non si ricordava che cosa lui al mattino col nome di Elione aveva deciso. Ma la sua malattia mentale era ancora più grave. Perché? Perché quando decide che oltre ai suoi gli interessano anche gli altri, con gli altri territori, si dimentica persino di essere Dio, perché in quel momento avrebbe potuto autoassegnarsi, no? Come ha fatto con i primi, invece no, manda i suoi a massacrarli, dicendo: uccideteli tutti. Leggete il libro di Giosuè. Adesso avete conquistato quel centro abitato, adesso uccideteli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. Avete conquistato quel centro, adesso uccideteli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani, perché ci dobbiamo mettere noi. Ma se era Dio non poteva dire: adesso mi interesso anche di quei territori, tanto sono tutti miei. Cioè è talmente evidente ciò che c'è scritto nella Bibbia che anche noi ignoranti lo capiamo senza bisogno di fare grandi ragionamenti. Giosuè 10, versetto 40. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Perché tra l'altro Yahweh, tutte le volte che viene nominato come l'Elohim di Israele. Yahweh è l'Elohim di Israele. Yahweh è l'Elohim di Israele. Che bisogno c'è di dirlo, visto che questo qui è Dio? Come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Sentite questa. Numeri
Numeri 31-14. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi delle migliaia e capi delle centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro: avete lasciato in vita tutte le femmine? Cioè, ma non vi ricordate gli ordini? Bene, allora fate così. Versetto 17. Ora uccidete ogni maschio tra i bambini e ogni donna che si sia unita con un uomo. Cioè trovate la madre e il figlio, siccome ha un figlio si è unito con un uomo, li ammazzate tutti e due. Tutte le ragazze che non si sono unite con un uomo le tenete in vita per voi. Queste robe qui sono scritte continuamente. Leggete la Bibbia. Com'è? Sempre senza raccordo. Cioè, se noi dobbiamo descrivere l'attività di questo qui, dobbiamo utilizzare la terminologia che usiamo oggi per un grave: pulizia etnica. Pulizia etnica. Sentite questa di carina. Giosuè 13. Intanto Giosuè, che è il successore di Mosè nell'opera di conquista, si era fatto vecchio ed era avanzato negli anni, perciò Yahweh gli disse: tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare. Cioè, Giosuè, ci diamo una mossa. Attenzione, il paese è la terra di Canaan, cioè la terra promessa, cioè la terra che Dio ha promesso al popolo eletto. Ma Dio a un certo punto guarda il capo del popolo eletto e gli dice: caro capo del popolo eletto, tu sei vecchiotto e hai ancora da conquistare un sacco di roba. Qui dovrebbe essere il capo del popolo eletto che guarda negli occhi Dio e gli dice: io sono vecchiotto, cosa aspetti Dio a darci quella terra che ci hai promesso? Invece no, è Dio che gli dice: cosa aspetti? Ad andare ad ammazzare, a farti ammazzare per conquistare quella terra che io ti ho detto che deve essere vostra? Cioè c'è l'inversione della logica. Se è Dio, siccome non è Dio, è tutto chiarissimo. Non c'è